dice non prevale più la denaro, produzione, merce, di cui parlava Marx, denaro, cioè io produco, io metto denaro, produco per produrre e ricavare altro denaro, il profitto classico del capitalismo. No, adesso è metto denaro per ricavare altro denaro, non produco. E l'economia va a rotoli. La crisi che stiamo vivendo è nata da questo, partendo dagli Stati Uniti, dove la cittadella del capitalismo, altro che insegnamento di democrazia ci danno, con tutto il rispetto per Obama naturalmente, che poveraccio, si fa per dire poveraccio, ma comunque che fa il possibile e può anche rischiare, anche perché ha potenti nemici, ma comunque quello non è certo non è certo il paradiso. Ecco, questo volevo dire. Ecco, tutte queste cose, ma tante cose si potrebbero dire, spiegano perché c'è degrado, immoralità, corruzione. Noi non l'avremmo immaginato 30 anni fa, Villa Certosa o come si chiama? No, Villa Certosa è qui, Arco. Ecco. E tutto questo giro di minorenni, di maggiorenni, minorenni, di personaggi più o meno strani e così via, di bunga bunga, eccetera. Ma l'avremmo immaginato. E quelli che vedo che gli comprano la casa e non se ne accorge. Scaglioli gli hanno comprato la casa, che colpa ne hanno? Non se ne accorge. Tremonti gli hanno comprato la casa, gli ha pagato l'affitto, non se ne è manco accorto. E poi tra loro si trattano bene. Avete visto come Tremonti diceva che a cretino a Brunetta, che è veramente cretino, ma anche imbroglione, ma è cretino anche quello che gliel'ha detto. E Berlusconi che parla di Tremonti e così via, insomma non se ne può più. Una classe così corrotta, così incompetente, così di malaffare non l'avevamo dai tempi del fascismo. Veramente, non l'abbiamo mai avuta caduto il fascismo. E dobbiamo liberarcene con la rivolta morale più estesa, profonda possibile, muovendoci tutti. Ce la dobbiamo fare e ce la faremo. Ah, c'è l'intervento di Renato. Stuzzicato. Stuzzicato. Intanto una riflessione, che è questa. Mi pare che molti dei mali o dei problemi, insomma, mi pare che ci sia un'analisi abbastanza precisa di quelli che sono i problemi e le questioni da affrontare. Ciò non di meno, paradossalmente, tutto rimane comunque fermo. Ne parliamo tanto e non prendiamo così da una parte il problema e cominciamo ad affrontarlo. Tutti, chi più che meno, ne conoscono anche le ragioni dell'incancrenirsi dei problemi. Però, ripeto, c'è una grandissima difficoltà a mettere assieme le persone per poterli affrontare e portare a soluzione. Anzi, questioni anche di carattere etico, semplicissimi, che potrebbero essere risolti abbastanza in fretta con un comportamento più consono, più semplice, vengono in qualche modo ingigantiti e spesso suscitano l'ilarità e il riso, e poi alla fine quello che ha detto lei poc'anzi, quello che ha detto Eugenio poc'anzi sulla questione di Berlusconi, delle donnette, delle feste, eccetera, eccetera, nella maggior parte delle persone suscita la risata, no? E non è vista come una questione che potrebbe in qualche modo andare a intaccare quella che è la personalità di chi ci governa, che deve essere integra anche probabilmente da quella
da quel punto di vista, e mancano molte persone che riescono col loro esempio ad essere credibili. Cioè si predica tanto, si dice tanto, poi alla fine, e mi sembra che l'ha detto anche prima, l'esempio però poi alla fine non c'è. Quando andiamo a cercare l'esempio, questo non c'è. E questo non è solamente un problema della politica, certo, probabilmente è quello più evidente, no? Una volta che la politica si è screditata è semplice dire che tutti i politici poi sono così e screditare un'intera classe dirigente. Ma noi sappiamo che classe dirigente non è solamente il politico, classe dirigente sono gli imprenditori, classe dirigente sono a parte di quelli che formano i nostri ragazzi a scuola, classe dirigente sono quelli che vanno a governare i nostri comuni, classe dirigente in un paese sono quelli che si impegnano per fare qualcosa per la totalità dei propri cittadini, prescindendo dal loro proprio interesse personale. E questi non sono più selezionati da qualcuno. Ciascuno si sveglia, una mattina si alza e dice voglio candidarmi alle comunali. Magari qualcuno gliel'ha anche chiesto, ma se anche qualcuno non gliel'avesse chiesto, oggi ciascuno di noi si alza, pensa una cosa e dice la faccio, e poi magari incontra anche il consenso di persone che lo sostengono, ma senza alcuna analisi critica attorno al fatto se questo ha le caratteristiche, le capacità, ci porterà davvero da qualche parte, insomma. E uno dei limiti grossi della nostra società io ritengo che sia proprio questo, cioè la selezione della classe dirigente. Da tanti anni in Italia, ma anche nei nostri paesi, non si seleziona più la classe dirigente. Questo è un grossissimo problema. E ecco perché i problemi poi non vengono risolti, perché ciascuno porta solamente delle individualità, non è portatore di interessi comuni e generali, porta solamente delle individualità, ciascuno si appoggia a un gruppo particolare e poi alla fine sono quelli gli interessi che va a curare, e nessuno li media, nessuno riesce a mediarli. E anche quello che diceva attorno al fatto che quando sono saltati i partiti di massa, noi abbiamo perso probabilmente un valore. Abbiamo perso un valore importante, perché i partiti a quei tempi, per quello che potevano fare evidentemente, perché tutto va contestualizzato, per quello che potevano fare un po' di selezione della classe dirigente la facevano, probabilmente non raggiungevano il risultato ottimale, perché da 0 a 100 insomma ci sono tutte le fasi intermedie, però uno sforzo grande attorno a questa cosa c'era, cosa che oggi non viene fatta più da nessuno, anzi se qualcuno sa fare qualcosa o ha interesse deve alzare la voce e viene che ne so, ma gusto da fare Marolla, ci do rausua, no? Se qualcuno comincia a dire vabbè ma io voglio fare qualcosa, come posso farlo? A quel punto non sei più uno che vuole fare qualcosa, ma uno che sgomita, no? Che cerca di entrare. Non ci sfuggono secondo me alcune cose importanti. Ecco, quello della selezione della classe dirigente sarebbe un qualcosa su cui tornare, proprio per mettere le basi di un nuovo cammino. Circa la questione invece della nostra società, c'è un bellissimo libro di Umberto Galimberti, che è un filosofo, e parla del tramonto dell'Occidente.